Dopo aver visto il primo turno, vediamo adesso la seconda partita del campionato italiano Under 20 del 2009, dove giocavo contro Giovanni Sorbera con il nero. Il suo elo era di 1917 punti, quindi bisognava provare a vincere, sì, perché per vincere questi tornei, soprattutto nei primi turni, bisogna proprio provare a partire con un bello sprint. Il mio avversario quindi mi ha giocato E4, giocai E6, la difesa francese su cui è già uscito o sta per uscire sull'Accademia Matto Scacco un corso secondo me molto bello che consiglio davvero, perché secondo me la francese può essere un bellissimo cavallo di battaglia per molti giocatori. Quindi 4 di 5, cavallo C3, il mio avversario gioca la variante classica, la variante principale, e qua giocai la variante Winaver. Adesso ritengo che la variante Winaver, pur essendo giocabile, sia molto rischiosa, quindi preferisco cavallo F6, la Steinitz, viene spiegata dettagliatamente nel corso che si può trovare nella Matto Scacco Academy. Comunque all'epoca giocai alfiere B4, dove qua la linea principale è E5, il mio avversario mi giocò cavallo E2, una linea più solida, qua ho catturato in E4, A3, il bianco qua prende la coppia degli alfieri, gliela do, e qua a questo punto contrattacco il pedone in D4, questa è ancora teoria. Il bianco gioca alfiere B5, si sviluppa, inchioda il mio cavallo e vuole recuperare 4 alla prossima mossa. Ora si può giocare F5 mantenendo il pedone, ma è molto rischiosa perché indebolisce alcune case chiare. Quindi qua ho giocato cavallo E7, difendendo il mio cavallo in C6. Una mossa senza dubbio interessante, buona. A questo punto il mio avversario non ha fretta di catturare 4 perché ha capito che io non lo voglio difendere. Sì, perché difendere 4 è troppo rischioso, no? E quindi il mio avversario qua ha continuato con alfiere G5, con l'idea di che il pedone in E4 comunque cadrà, si inchioda il cavallo in E7 e magari si vogliono doppiare i pedoni. In caso di cavallo per E4 il nero può giocare A6, il bianco o perde il pedone in D4 perché ora cade, anche qui dopo alfiere A4 il nero gioca B5 schiodandosi e poi cade D4, oppure il bianco deve restituire la coppia degli alfieri, dove c'è una posizione con gli alfieri di colore contrario, con gli alfieri contrari, dove forse il nero sta anche un pochino meglio perché appena l'alfiere campochiaro si attiva magari in fianchetto sarà forse anche più forte del suo collega. Beh, obiettivamente la posizione è pari, tutta da giocare. Il bianco comunque qua gioca alfiere G5, gioca in modo ambizioso, e qua io ho arroccato. Avrei potuto giocare anche F6 forse, per mantenere i cavalli collegati. Ho giocato a Rocco, il bianco ne ha approfittato per catturare in C6 doppiandomi i pedoni, ora il bianco ha preso in E4. A questo punto qua ho giocato F6 per evitare problemi su questa diagonale, l'alfiere è tornato indietro, in C1 forse non è una grande mossa, un po' troppo passiva, ecco qua adesso ho attivato la mia donna. Ora qua ero abbastanza felice, perché la donna è forte. Il bianco ha giocato donna di 3, che forse non è la mossa migliore, e a questo punto, dopo donna di 3, ho giocato cavallo F5 attaccando di 4. Probabilmente non l'avevo vista, adesso riesco a vedere che alfiere A6 era più forte, l'idea è deviare la donna bianca, su donna per A6 prendo in E4 e poi do scacco, attacco C2, G2, probabilmente qua sto meglio. Su alfiere 3 catturo in C2, il bianco non può arroccare lungo, è il pedone isolato, B2 è sotto attacco, devo stare meglio. Se la donna torna indietro posso prendere in G2, il bianco non ha tempo di arroccare lungo collegando le torri, deve muovere la torre. Su donna per E6 ha grandi problemi perché se ora prende in E7 la donna viene inchiodata, se no sposterò il cavallo, avrò un attacco tremendo lungo la colonna E. La torre è ancora in presa tra l'altro, no? Il bianco lo deve spostare e qua il bianco non ha tempo di arroccare lungo, è sotto attacco. Quindi era molto interessante alfiere A6. C'era il cavallo kamikaze, cavallo per F6, torre per F6, donna per A6, ma qui
prendo in G2, il bianco non ha ancora tempo di arroccare lungo, la torre è attaccata, il pedone in F2 attaccato, su torre F1, torre F8, nero un attacco terribile. Su alfiere 3 posso giocare cavallo D5, l'idea è catturare in E3, perché il pedone è inchiodato, se il bianco arrocca lungo perde, su F per E3 vinco, guadagno la torre, se l'alfiere si sposta cade F2 e il nero vince la partita. Se la donna torna in E2, anche qui il nero cattura H2 e sta vincendo, perché per esempio su arrocco lungo cavallo per E3, F per E3 non si può, su donna per E3 donna F4 si cambieranno le donne, alla lunga il nero ha un pedone in più passato in H7. Il nero ha la struttura rotta, ma dove il nero ha il pedone passato alla struttura sana e poi anche più materiale, quindi probabilmente il nero vince. Non ho visto alfiere A6, non avevo visto alfiere A6, ho giocato cavallo F5, il bianco ha giocato alfiere 3, a questo punto gioco adesso la deviazione, il bianco dà il cavallo sul pedone in F6 per portare a casa almeno un pedoncino, donna per A6. Ecco, adesso stavo ancora bene e ho preso in G2, che non è la mossa più forte. Adesso i computer di adesso dicono che il nero sta meglio con torre F8 per mantenere la pressione, arrocco lungo è pericoloso, arrocco corto è pericoloso perché per esempio gioco torre G6 con un attacco molto forte contro il suo re, su F3 gli cade l'alfiere, su G3 cavallo H4, il pedone G inchiodato e sto vincendo, e se su torre F8 minaccio di prendere, entrare in F2, se il bianco arrocca lungo qua avrei attacco con donna A2, no? Però non ho visto nulla di questo. Torre F8 interessante, grande dinamismo, che i computer valutano come chiaro vantaggio per il nero, ma secondo me, mossa che non ho visto, io ho catturato in G2 perché un pedone è un pedone, no? Non volevo rimanere per molto tempo con un pedone in meno. Comunque c'era una mossa più forte, la mossa più forte di tutte probabilmente era una mossa da 2 punti esclamativi C5. Allora il punto è che il pedone in G2 rimane in presa, io voglio prendere in D4, se il bianco non fa nulla, arrocca a lungo, prendo in D4, un vantaggio schiacciante. Poi posso unire il centro, posso comunque prendere in G2, una massa pedonale fantastica, vantaggio schiacciante, e se il bianco prende in C5 gioco torre D8, attacco decisivo. Per esempio se il bianco gioca una mossa qualunque, prendo in E3 e se prende do matto, tutti i pezzi collaborano per attaccare il suo re e tagliarlo fuori. Se il bianco arroccare lungo non può, torre D1 in presa con matto. Se il bianco arrocca corto perde per torre G6, minaccio matto, su F3 cade l'alfiere e vinco, su G3 cavallo H4 con attacco decisivo. Su F3 posso prendere in F3 sempre con attacco decisivo, qualità di vantaggio e tutti i pezzi che attaccano. Se il bianco gioca una mossa tipo donna E2 o uguale, su donna E2 prendo in G2, su donna D3 per offrire il cambio delle donne vado prima in A8, così la donna deve spostarsi, se la donna va in F1 per difendere G2, cavallo per E3 vince per l'inchiodatura del pedone F, su donna E2 potevo vincere così, torre F1, perché ancora una volta il bianco non può arroccare lungo per collegare le torri, su torre F1 cavallo H4 e finalmente il nero vince. Il bianco perde, no? Perché l'entrata in F3 assicura al nero un vantaggio decisivo, no? Già che il bianco non può fare assolutamente nulla qua per difendersi. Forse si può provare F4, ma il nero può giocare per esempio mosse come donne 4 continuando l'attacco in un modo brutale. E alla lunga sembra proprio che la posizione del bianco collasserà. Quindi qua C5 era fortissima, questa era concreta, non è un dinamismo strano, incomprensibile come torre F8. C5 c'è una continuazione concreta che vinceva. Io qua ho giocato donna per G2, adesso non ho più vantaggio, il bianco ha roccato lungo e si è messo a posto. Io qua ho preso per entrare con la torre, il bianco si difende, adesso quantomeno attività. Ho la struttura rotta perché ho vari pedoni isolati, doppiati, pedoni tutti o
isolati e doppiati o isolati, per attività domino la seconda traversa. Il bianco gioca H4, forse vuole attaccarmi, e qua voglio magari triplicare, se triplico vinco. Il bianco cambia le torri prima che sia troppo tardi e arriviamo in questa posizione. E qua il bianco gioca donna C3. Ecco, qua adesso siamo in un momento interessante, perché allora è una situazione, diciamo, che è in bilico tra il mediogioco e il finale. Allora, qua abbiamo entrambi i giocatori, abbiamo donna e torre, che possono costituire una forza d'attacco molto forte, ma è difficile dare matto con donna e torre. E quindi qua c'è un trade-off tra sicurezza del re e necessità di vincere andando a donna. Qua i re non sono così deboli, lui non fa fatica ad attivarsi. Come fa a darmi matto? Come fa ad attivare la torre? Qua probabilmente il piano migliore è provare a spingere i pedoni anche davanti al proprio re, magari non tutti. Per esempio un suo piano potrebbe essere guadagnare a 7 e spingere il pedone A, un mio piano potrebbe essere guadagnare H4 e spingere il mio pedone H. Probabilmente la mossa più forte era giocare H5 e iniziare a guadagnare spazio, se poi riesco a guadagnare questo pedone. Io ho giocato donna E4 prima, io gioco a torre D3, adesso io ho giocato torre H2 perché non volevo prendere H4 ora, perché non volevo perdere C6, in questo pedone probabilmente cadrà, il bianco gioca donna B3, vuole dare scacco e prendere i miei pedoni, e a questo punto siamo nel momento di non ritorno. A questo punto potrei magari prendere in H4, ma poi non voglio il mio re in F7. Posso giocare H6 per creare un buco per il mio re, su donna B8 re H7, ma il punto è che poi lui prenderà in C7 o in A7 e spingerà il pedone A. E quindi qua la mossa chiave, l'idea chiave, H5. Qua lui mi dà scacco, re H7, ecco, se lui qua mi prende i pedoni, io prendo in H4, no, con la torre magari, e poi inizio a correre. Quindi questa era la cosa che forse lui non aveva visto. Oppure magari do scacco, catturo H4 e poi proverò sia a creare attacchi diretti sia a mettere in moto il mio pedone. Per esempio se lui cattura A7 magari posso provare, no? A creare attacchi diretti. Cioè io proverò a controbilanciare il mio pedone H e l'attacco. Il bianco qua ha giocato B4, io ho preso, donna per C7, torre H1, re B2, H4. Ora probabilmente sto già meglio. Se il bianco provava ad avvicinare la donna, io giocavo donna F5, paro tutti gli scacchi, voglio giocare H3, su donna per e per, il bianco potrebbe provare a pattare, ma un finale assai difficile. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Il bianco ha preso in A7 per crearsi il pedone passato, H3. Mi mancano 2 mosse per promuovere a donna. Il bianco gioca donna F7, ora occhio, se gioco H2 il bianco può darmi almeno scacco perpetuo. Quindi qua gioco donna F5, quindi qua, chiedo scusa, anziché H2 gioco donna F5, il bianco non ha più scacco perpetuo, se la donna va da qualche parte, tipo in C7 o altrove, posso giocare H2, per esempio qua minaccio torre B1 scacco e promuovere, per esempio su torre D2 scacco e promuovo con scacco e ora ho la donna in più, e qua dovrei vincere, no? Alla lunga dovrei vincere. Per esempio, cioè dovrei adesso un attimo pensare alla mossa migliore, magari attivo le mie donne, poi creerò minacce di matto, donna G1, donna H1, da cui il suo re. Con la donna in più comunque è solo questione di tempo prima che si vinca. Quindi qua il trionfo, no, della strategia del nero. Su donna per C6, qua semplicemente torre G1, seguita dalla promozione, con facile vittoria per il nero. Il bianco non è riuscito a fare nulla e non è in grado di creare attacchi contro il re nero. Poi, una volta che il re nero promuove, la stessa donna del nero contribuirà alla sua difesa. Il bianco ha cambiato le donne e per F5. Ecco, adesso il bianco gioca l'errore decisivo, ignora le mie minacce. Probabilmente il bianco avrebbe dovuto provare ad attaccare il mio pedone, perché il bianco ha sbagliato. Ha giocato, cioè, probabilmente il bianco deve iniziare a controllare questa casella, perché così su H2 dove minaccio scacco e promuovere
questo è un tatticismo di sgombero della casella di promozione, il bianco a re c3, no? Io qua su torre d2 avrei giocato re g8 per portare il re in difesa dei suoi pedoni, iniziare a spingere il mio pedone g. Qua forse il bianco riesce a pattare, ma è molto difficile, il bianco secondo Stockfish riesce a pattare con d5 per provare a far andare questo pedone, e qua re c3 perché su b6 vinco, perché vado a donna come in partita. Qua dopo re c3 io spingo il mio pedone, qua posso portare sul re o giocare g4, però il punto è che su b7 il punto è che non ho tempo di giocare g3 torre b1, quindi magari re g7, b7 torre g1, ora prendi in h2 e qua sto ancora un pochino meglio perché il pedone è passato, ma il bianco dovrebbe riuscire a fare patta. Diciamo che i motori sono troppo forti, no? Sacrificano i pedoni, calcolano 20 mosse in avanti in un secondo e pareggiano anche posizioni apparentemente perse, ma non so, uno magari pensa che il bianco deve giocare a 4, non un umano, per andare a donna col pedone A o per giocare b5, ma ecco qua il nero vince con h2, minaccio torre b1, promuovere, sgombero, re c3, g5, il bianco può giocare b5 o a5, qualunque cosa, b5 per dire, ma arrivo prima. Qua per esempio su d5 posso sempre giocare anche re f8, no? Per tenere il pedone, su b6, g3, b7, qua arrivo in tempo e vinco. Catturo b7, i miei pedoni si difendono reciprocamente, il nero vince. Diciamo che tra umani è molto facile che il bianco collassi nel finale. Qua torniamo indietro, dopo il cambio delle donne il mio avversario non ha nemmeno giocato torre d2, ha giocato a4 errore e qua gioco h2. E qua ho già vinto perché su torre d2 qua sgombero e promuove, con la donna in più si vince. Il mio avversario addirittura ha sbagliato, ha giocato a5, io gioco torre 1, vado a donna e qua non può fare nulla. Ha giocato e4, disperazione, se prendo in e4 da scacco e prende il mio pedone mi promuove, qua è questione di poco tempo, e5, e ha vari pedoni passati ma io ho la donna in più, no? E dovrà valere qualcosa. Su re c4 prendo mi4 con matto, il bianco ha giocato torre d2 e poi abbandonato senza attendere, torre d1. Una partita interessante, a parte alcune imprecisioni in apertura, per esempio ho detto che avrei potuto giocare alfiere a 6 anziché cavallo f5, una mossa spettacolare che era c5 che non avevo visto, ma a parte queste cose, secondo me dal punto di vista concettuale la fase migliore di questa partita è stata capire in un momento che devo giocare h5, devo iniziare subito a prepararmi per la corsa di pedoni, perché appunto qui un tempo è vitale, non devo avere paura di diciamo scoprire il mio re, perché qua non ci sono abbastanza forze per attaccare, ma sarà più importante appunto andare a donna per primo, anche se ci sono le donne sulla scacchiera. Interessantissimo, no?